Ciao a tutti, grazie per essere intervenuti ed è con grande piacere che presento il terzo incontro del ciclo di convegni che ho promosso sul regolamento europeo per il ripristino della natura, il regolamento del 2024 numero 1991, anche conosciuto come Nature Restoration Law. Questo regolamento obbliga gli Stati membri a pianificare entro il 1° settembre del 2026 misure rivolte al ripristino degli ecosistemi per riportarli ad un buono stato di conservazione. Queste norme mirano a fissare un obiettivo vincolante a livello dell'Unione Europea che impone agli Stati membri di attuare misure di ripristino efficaci che riguardino entro il 2030 almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'Unione Europea. Entro il 2050 dovranno essere poste in atto misure per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino. L'obiettivo si basa sull'impegno internazionale assunto dall'Unione Europea e dai suoi Stati membri in quanto parti della Convenzione globale sulla diversità biologica. Al vertice delle Nazioni Unite sulla biodiversità di dicembre del 2022 è stato raggiunto un accordo storico per ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini entro il 2030. Questo regolamento sul ripristino della natura riguarda diversi ambiti, quello terrestre e quello marino degradato, gli insetti impollinatori, gli ecosistemi agricoli, le zone urbane, i fiumi e le pianure alluvionali e le foreste. Nei precedenti incontri che ho organizzato abbiamo già affrontato il tema dell'ambiente marino e quello dei fiumi, delle pianure alluvionali e delle zone umide. Quindi oggi ci dedichiamo in particolare al ripristino della natura in ambito urbano ed è l'articolo 8 del regolamento. Gli ecosistemi urbani rappresentano il 22% della superficie terrestre dell'Unione Europea. I parchi, i giardini, gli alberi, i prati sono habitat importanti per piante, uccelli e insetti. Con le nuove norme dell'Unione Europea, l'Unione Europea punta ad aumentare gli spazi verdi nelle città, nei piccoli centri e nelle periferie. Gli obiettivi garantiscono l'assenza di perdita netta di spazio verde entro il 2030, rispetto all'anno di entrata in vigore della norma che è l'agosto del 2024. E sono esonerati dal fatto se c'è una città che abbia una quota di spazio verde nell'ambiente urbano che superi già il 45%, ma mi sembra un'ipotesi di studio. E l'altro obiettivo è appunto l'aumento della copertura arborea delle città. Quindi lo scopo è quello di mitigare l'inquinamento, affrontare i cambiamenti climatici cercando anche un adattamento. Quindi avremo degli illustri ospiti che, come relatori, che sarà il professor Paolo Berdini che si collegherà da remoto, il dottor Michele Munafò di ISPRA che è qua presente al tavolo, l'europarlamentare Gaetano Pedullà che si collegherà, l'assessore all'ambiente di Pavia per il Movimento 5 Stelle, il dottor Lorenzo Goppa, qui alla mia destra, e poi abbiamo ultimo ma non ultimo per importanza l'onorevole deputato dei 5 Stelle Agostino Santillo che già ha partecipato insieme a me nell'affrontare tutte le tematiche che riguardano la questione dell'urbanistica e della rigenerazione urbana. Mi corre l'obbligo di fare un accenno perché una coincidenza vuole che dopo che abbiamo seguito nelle sue vicissitudini opponendoci fermamente come Movimento 5 Stelle al disegno di legge cosiddetto Salva Milano, nel corso dei mesi man mano le inchieste giudiziarie sono andate avanti, ci sono state diverse richieste di giudizio e oggi è notizia sulla prima pagina di tutti i giornali e come notizia d'apertura dei telegiornali che tra gli altri è stato arrestato anche l'attuale assessore alla rigenerazione urbana Tancredi, uomo di fiducia del sindaco Sala,
ai domiciliari, e sono stati anche rinviati a giudizio l'architetto Boero, vari costruttori, tra cui Catella di Coima, che è una delle società che più di tante altre hanno investito a Milano. Sono sotto osservazione anche gli scali ferroviari, in particolare lo scalo Romana, dove dovrebbe sorgere, anzi dove in realtà è già nato il villaggio olimpico. Lasciatemi aprire la parentesi, veramente un obbrobio di architettura, sembra un palazzone degli antico soviet, proprio cemento puro, senza nessuna cura né per l'estetica né per l'impatto ambientale. Scalo Romana, 250.000 metri quadri totalmente impermeabilizzati, a parte quello che è necessario, il 10% previsto dal regolamento edilizio, e quindi anche questo intervento edilizio è sotto osservazione. La mia città sta vivendo veramente degli anni molto bui, parlando proprio di rigenerazione urbana. E tra l'altro volevo far presente che ho presentato un'interrogazione al Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, chiedendo conto della pianificazione correlata al regolamento per il ripristino della natura, perché chiaramente una pianificazione che dura 2 anni, ci sono delle regole, degli step, dei criteri da utilizzare, e mi piacerebbe sapere a che punto stiamo e soprattutto che metodo sta seguendo, perché per esempio in Senato è pendente il disegno di legge sulla rigenerazione urbana, chiaramente presentato il testo base dalla maggioranza, che prevede delle premialità per quei costruttori che decidono di rigenerare invece che consumare nuovo suolo. Ma se vogliamo applicare il regolamento della natura che ci impone di non consumare nuovo suolo, non siamo più di fronte a un'alternativa tra consumo di nuovo suolo e rigenerazione urbana. Stiamo parlando solo ed esclusivamente di rigenerazione urbana. Cioè è totalmente anacronistico pensare ancora di prevedere delle premialità per chi sceglie di rigenerare. Non puoi fare altro che rigenerare. E quindi dal mio punto di vista è importante che il governo si aggiorni rispetto al fatto che non siamo più a 50 anni fa, che le cose sono cambiate, che il mondo è cambiato, che ci sono delle regole, che ci sono degli obblighi da rispettare, e mi piacerebbe che tutto ciò venisse fatto. Quindi non credo che il sindaco di Milano avrà la faccia tosta di rimanere al suo posto dopo tutto quello che è accaduto, dopo tutto l'appoggio che è stato dato alla legge sul Salva Milano, che era stata scritta a 4 mani con gli indagati per cercare di salvarli dai processi. Ringrazio la magistratura per il lavoro prezioso che sta facendo a tutela dei diritti dei cittadini, perché chi sta pagando il conto di quello che sta accadendo a Milano sono i milanesi, che si vedono sottratti tutte le aree verdi possibili e immaginabili, che vivono nel cemento, che vivono con un inquinamento che miete ogni anno 3.000 morti. Questa è un'epidemia, questa è una strage, 3.000 morti ogni anno, e si sta andando avanti ancora pensando al business piuttosto che alla salute delle persone. Detto questo, cedo volentieri la parola all'onorevole Santillo, che poi deve scappare perché deve tornare in aula. Prego. Grazie Elena per il prezioso lavoro che stai svolgendo in questo tema così importante, l'ambito della rigenerazione urbana, che tanto parlare però non si riesce nemmeno a individuare una definizione univoca di questa tematica. Quindi terzo confronto, sono certo che con il prezioso lavoro che stai svolgendo fornirai validi contributi tu alla normativa nazionale di recepimento di quella che sono poi le direttive europee in tal senso. Io approfitto un attimo della digressione che tu hai fatto su quanto accaduto oggi, sia sugli arresti a Milano, sia custodia cautelare in carcere che domiciliari. Ci sono anche indagati illustri come l'architetto Boeri. La magistratura farà certamente il suo corso, ma dobbiamo dire con fermezza: noi siamo stati l'unica forza politica che sin dall'inizio ci siamo opposti con veemenza nel dire no a questa schifezza che si chiamava Salva Milano, che tra l'altro era stata già proposta dal governo come emendamento a Salva Casa, e questa cosa accadeva
l'estate scorsa, non contenti, hanno fatto una proposta di legge che abbiamo scoperto poi da giornali essere stata proposta, sembrerebbe, proprio dagli stessi attori protagonisti del Salva Milano, i vari Oggioni, Cerri, quindi parliamo di persone che hanno la commistione di interessi locali, purtroppo connivenza tra imprenditori, speculatori finanziari e persone che hanno dei ruoli all'interno dell'amministrazione pubblica, che arrivano poi da quel livello a proporre testi normativi nazionali per sanare, per condonare, e questa è una cosa che non va assolutamente bene. Ovviamente questo sarà l'ennesimo tassello e quindi la messa in luce di episodi che andranno ancora avanti, e come dice giustamente Elena, forse è il caso che il sindaco Sala avvii una profonda riflessione, perché la strada che dovrebbe governare Milano dovrebbe essere limpida, trasparente per gli interessi di milanesi tutti e non di pochi milanesi. Detto questo, tornando al tema di oggi, io credo che dobbiamo porre al centro uno dei temi da porre al centro del dibattito è che non può esistere una rigenerazione urbana senza una giustizia sociale. In base all'esperienza che mi sta formando qui a Roma, soprattutto, ho capito che se ogni cittadino non riesce a essere protagonista, partecipe di una trasformazione, ci si aspetti che qualcosa arrivi sempre dall'alto, poi dopo non si fa mai niente. Perché dico questo? Perché non possiamo lasciare che poi le persone che non hanno alternative economiche o possibilità economiche non debbano avere la stessa possibilità di vivere di una buona quotidianità. Tant'è vero che noi in varie proposte di legge parliamo di qualità dell'abitare, qualità della vita e non di mera proprietà della casa o affitto della casa. Questo è fondamentale, perché altrimenti ci ritroveremo come ad oggi che abbiamo persone che, pensateci, vivono in boschi verticali e altre persone invece che vivono in deserto di cemento. Ecco, è chiaro, questa è una cosa che non va assolutamente bene. E poi ovviamente non può essere soltanto una questione legata al cemento e mattone, qui non è soltanto edilizia, cemento, mattone, ma qui deve essere una questione di rigenerazione sociale che deve avvenire attraverso la rigenerazione ambientale, per forza. E attorno a questo concetto io ricordo un po' la mia forma mentis di ingegnere prima di venire qui a Roma a fare il parlamentare, quando mi confrontavo con il dissesto idrogeologico. Che cosa è? Quando vai a parlare di dissesto idrogeologico, giustamente qua c'è ISPRA, e quindi questa famosa formuletta per cui il rischio è dato soprattutto tre fattori, che sono la pericolosità, che è qualcosa che riguarda la natura, no? Noi possiamo modellarla, no? L'effetto di una pericolosità, ma è la natura, La vulnerabilità, cioè magari un po' come una capacità, per spiegarla ai non addetti ai lavori, la capacità di resilienza ad un fenomeno da parte di una infrastruttura, ma poi c'è il valore esposto, e quel valore esposto sono vite umane, quel valore esposto sono infrastrutture, quel valore esposto sono i principali attori della protezione civile, quel valore esposto sono i beni culturali, sociali, i beni storici, ma anche il nostro tessuto imprenditoriale è un valore esposto. E perché faccio questa considerazione? Perché è evidente che noi potremmo immediatamente dare una mano alla natura liberandole le aree che noi antropicamente abbiamo invaso. Cioè noi dovremmo avere il coraggio di avviare una politica serissima anche in ambito di ecosistemi più urbani e meno, diciamo, montani, ma perché quest'area si allaga così spesso? Perché in quest'area franano i costoni? Ci sono varie città che hanno vari centri urbani che hanno diverse tipi di criticità, no? Ci sta poi chi soffre ovviamente desertificazione, rischio vulcano, c'è di tutto nel nostro paese. E perché siamo andati a prenderci un'area che non ci apparteneva. E poiché la natura, e soprattutto per esempio le acque, non è che hanno la carta d'identità, allora arrivano al confine comunale, dice alto là, di là non ci posso andare perché io abito in quest'altro comune, e non funziona così. Allora noi dovremmo avere il coraggio di iniziare a dire a determinate fasce di popolazione che abitano in aree che sono a rischio soprattutto elevato e molto elevato, di dover trovare un'altra ubicazione. Nell'intorno? Assolutamente sì. Però questo ci serve a noi per far capire che bisogna ridare, e quindi vado verso l'ecosistema urbano, bisogna ridare i suoli alla natura. Ci sono tanti esempi anche di orti urbani che si stanno sempre più ramificando nel nostro paese. Quella è una bellissima esperienza, perché se ci pensate consente di ridare, o almeno provare di ridare, la permeabilità ai suoli. Ora, ovviamente è un sogno pensare ad un grattacielo che va a terra, soprattutto quando è abusivo o fatto ai sensi di una norma illegale, cioè non è una norma illegale, attenzione, mi correggo, di un'interpretazione volutamente illegale di una norma che era
possiamo dire forse un po' più leggera, ma si capiva bene che cosa si intendeva dire, no? Se tu vuoi costruire un qualcosa che supera certi volumi e certe altezze fuori da un'area che è regolamentata, allora devi aspettare o che si fa una pianificazione attuativa oppure semplicemente non la puoi fare, e invece lì hanno fatto l'esatto opposto. Ecco, sarebbe stupendo immaginare alcuni di questi palazzoni che vanno a terra e lasciano spazio un'altra volta ad un terreno che può essere permeabile. Tra l'altro, se ci pensiamo, noi in Italia ci troviamo sempre di più a vedere case che sono senza persone, senza abitanti, quindi non sono vissute, non hanno persone dentro, e sempre più persone senza case perché hanno il problema economico inverso, per cui non riescono a mantenersi una casa. Per questo motivo noi crediamo fermamente in una risposta, diciamo, che oltre ad essere di ecosistema sia anche una risposta in termini di cultura della qualità dell'abitazione, e che quindi abbiamo anche depositato una proposta di legge noi con cui abbiamo sancito un paio di concetti fondamentali. Numero uno, consumo di suolo zero, perché non serve consumare altro suolo, cioè non c'è spazio proprio. A che serve se io ho milioni, credo, di metri cubi di edifici industriali che non sono nemmeno tanto, alcuni non hanno mai avviato nemmeno l'attività, semplicemente hanno preso dei finanziamenti magari dall'Europa o da qualche parte per poi accorgersi che non funzionavano. O abbiamo case addirittura quasi, ce ne sono alcune altro che decennali, cioè ma centennali, che purtroppo per la loro concezione iniziale dovrebbero andare semplicemente a terra, non si possono ancora recuperare. Allora perché non avviare finalmente, il secondo punto, un censimento chiaro nel nostro paese di quali sono gli edifici o comunque le unità immobiliari dismesse, unità immobiliari che non sono utilizzate, abbandonate, ovviamente a partire dal pubblico, ma toccare anche il privato, col coinvolgimento dei privati, perché noi abbiamo privati che si trovano seconde, terze proprietà, pagano tasse e magari non riescono nemmeno a venderla quella casa. Ecco, invece con una bella regia, terza questione importante in tema abitativo e quindi anche urbano, la regia dello Stato. Cioè questo tema deve tornare nelle mani dello Stato, anzi deve andare per la prima volta nelle mani dello Stato, superando la normativa e la guida regionale, che evidentemente non funziona, e ovviamente superando anche le beghe locali, perché è chiaro che come fa? È difficile chiedere ad un sindaco di dare una risposta in questi termini sulla propria città, come anche quella degli abbattimenti degli edifici abusivi. È impossibile. Come fa il sindaco? Sono voti che vanno via, è evidente, potrebbero essere anche sue conoscenze, oppure è stato eletto da chi abita lì e quindi dice: ma tu che stai facendo? Ecco, io ovviamente non mi dilungo ancora, anche perché la mia collega Sironi mi ha detto di tagliare, perché mi ricordo che devo andare a votare, ha ragione, e che poi il tema mi piace così tanto, e vabbè, volevo toccare anche un po' il principio, non lo so, dell'invarianza idraulica, ma questo magari ne parleremo mercoledì ad Ispra, che c'è un evento sul rischio, ricordo bene, il rischio idrogeologico, le nuove mappature. Il 30, fra 2 mercoledì, e quindi io vi auguro buon proseguo di lavori e sono veramente contento di partecipare. Elena, invitami sempre, e soprattutto se andiamo di questo passo al prossimo invito probabilmente ci troveremo alle elezioni del Comune di Milano. Grazie, buon proseguo. Grazie Santillo, mi fa sempre piacere averti come ospite per il tuo contributo, per la tua energia, quindi ci rivediamo al prossimo appuntamento. Grazie. Sul regolamento. Grazie. Allora, adesso io avevo in scaletta Daniele Daco, che dovrebbe essere il vicepresidente della Commissione Ambiente del Comune di Roma, ma non lo vedo. Quindi darei la parola al nostro europarlamentare Gaetano Pedullà, che dovrebbe essere collegato da remoto e che so che poi ha un impegno, quindi se mi confermate sì, lo intravedo a video. Ti saluta non ci sente Pedullà, non ha audio. Forse devi attivare dal... Ok. Buonasera Gaetano Pedullà, nostro parlamentare del Movimento 5 Stelle. Siamo tutti molto lieti di averti a questo convegno che parla appunto del regolamento europeo sul ripristino della natura, e quindi tu dall'Europa potrai sicuramente darci un valido contributo. Ti chiedo solo di rispettare i tempi perché abbiamo una scaletta abbastanza densa. Grazie, prego Gaetano. Grazie a tutti. Sarò in effetti segnalando in apertura, come dire, l'eccezionale coincidenza di questo appuntamento sul tema della rigenerazione urbana
lanciato nel giorno in cui la rigenerazione urbana conquista, suo malgrado, l'apertura di tutti i telegiornali ed è il tema politico e giornalistico del momento per come viene utilizzata e interpretata in Italia, con la richiesta di 6 arresti, addirittura un terremoto per la giunta comunale di Milano. Tu, Elena, con l'azione che hai svolto contro il Salva Milano hai reso un'opera straordinariamente meritoria. Vengono fuori una serie di accuse inquietanti e dal Presidente Conte al Movimento 5 Stelle in Lombardia stiamo chiedendo tutti che il sindaco di Milano in questo momento tragga le conseguenze per quanto sta accadendo e sta emergendo sulla città. Io rispetto a quanto dici segnalo un'altra notizia di attualità. Finito questo collegamento scenderò qui sotto al Parlamento dove sono riunite le maggiori associazioni agricole europee, quindi anche quelle italiane, per protestare contro un piano scellerato. Sostanzialmente si intende cancellare il fondo PAC, cioè il fondo più importante di spesa europeo che riguarda gli investimenti in agricoltura, per mettere questi soldi insieme a tanti altri in un fondo unico. In questo modo diventa più difficile capire quanti soldi si stanno togliendo i singoli settori, compreso quindi quello agricolo, quello per il sostegno ambientale, il fondo sociale, e destinare più risorse agli investimenti militari. Un'operazione scellerata che anche gli agricoltori del mondo ambientalista ha colto chiaramente, quindi stanno protestando in tanti qui sotto al Parlamento. Per raccogliere, vado a concludere, che cosa sta facendo, cosa vuole fare il Movimento 5 Stelle, come stiamo contrastando la cancellazione progressiva di tutti gli impegni presi sul Green Deal. Io rinvio semplicemente al piano, al programma elettorale presentato dal Movimento 5 Stelle poco più di un anno fa. Oggi 16 luglio è un anno esatto che si è insediata questa legislatura. Io ricordo brevemente per punti, noi chiediamo e stiamo sostenendo e portando in tutte le votazioni possibili nel Parlamento europeo la creazione di un fondo sociale per il clima permanente, non anacquario, un fondo unico, un fondo per il successo attuario, ma permanente, un fondo sociale per il clima. Abbiamo chiesto di scorporare dal patto di stabilità i fondi per la rigenerazione urbana e per la difesa della biodiversità. È una questione centrale. Abbiamo chiesto l'aumento del bilancio non per fare la guerra, ma all'1% almeno, anche attingendo dai ricavi ETS, sono quei fondi che si ricavano dallo scambio dei certificati verdi che servono alla transizione energetica e per centrare gli obiettivi del Green Deal, piantare 3 miliardi di alberi in tutta l'Unione Europea. Su questo i comuni sono determinanti, ma servono le risorse europee e nazionali. E poi c'è un grande piano che stiamo spingendo nella mia commissione, la commissione ITRE, sulle pompe di calore, sulle fonti di energia rinnovabile e infine completo la riduzione e l'azzeramento dei PFAS, le microplastiche, no alle discariche agli inceneritori, limitare il consumo di suolo e la protezione del sole. Esattamente tutto quello che nella città di Milano non si sta facendo per ingrassare le tasche dei soliti noti. Su questo il Movimento 5 Stelle in Europa, come nel Parlamento nazionale, come nella città di Milano e Regione Lombardia, è stato, è e sarà un argine insuperabile. Grazie. Grazie mille Gaetano. Grazie per l'elenco dei propositi, degli obiettivi che sono fondamentali per declinare un'azione a tutela della salute del globale, del concetto del One Health, e quindi buon lavoro in Europa. Alla prossima, ti inviterò anche al prossimo convegno. Grazie. A questo punto c'era, non so se è comparso Diaco, no? Allora io darei la parola a questo punto al dottor Monafò di Ispra. Vuole avvicinarsi il dottore magari? Grazie mille.
Anche ISPRA è ospite fisso dei miei convegni perché costituisce un punto di riferimento importantissimo sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista del continuo aggiornamento e anche innovazione propositivo, insomma veramente un apporto molto importante. E quindi con piacere cedo la parola al dottor Munafò. Sì. Buonasera a tutte e tutti, grazie per l'invito, è un piacere essere qui a parlare del tema degli ecosistemi urbani. Quindi come già anticipato gli ecosistemi urbani sono il luogo dove il degrado degli ecosistemi storicamente, ma oggi è ancora più evidente, è stato più significativo, più forte, oscillando tra pressioni di diverso tipo, sicuramente quella del consumo di suolo, a cui la rigenerazione e il ripristino dovrebbero tentare di mettere in qualche modo un argine. Ma diciamo che ad oggi la bilancia pende troppo pesantemente dal punto di vista dalla parte del cemento, e ce lo dice anche questa semplice considerazione ripresa adesso da un report recente delle Nazioni Unite, che in maniera molto simbolica ci evidenzia come in questi anni, intorno al 2020, anno più anno meno, stiamo parlando di stime ovviamente, il peso di quello che l'uomo ha realizzato sulla Terra, il cemento in primis, quello che pesa di più di tutto quello che facciamo, ha superato tutta la biomassa della Terra. Quindi noi, come si vede, con una crescita quasi esponenziale, mentre la biomassa è rimasta più o meno costante se non diminuendo, abbiamo oltrepassato questa soglia, un po' un simbolo, ma particolarmente evidente di come i luoghi dove noi viviamo, e in particolare quegli ecosistemi urbani dove vive la gran parte della popolazione, sono diventati, hanno ormai raggiunto un livello insostenibile per il nostro pianeta. E quindi oggi si parla di intervenire proprio lì, in questi luoghi, quindi questi ecosistemi urbani, quindi anche il termine ecosistema urbano è significativo. La città è comunque un ecosistema, anche se è fortemente degradato, mantiene al suo interno alcuni residui, alcune volte molto marginali, di naturalità. Questi sono gli ambiti che noi dobbiamo non solo tutelare, ma dove dobbiamo invece riportare la funzionalità della natura. E invece quello che noi stiamo facendo nel nostro paese in questo momento, in questi anni, ma in questi minuti in cui noi stiamo parlando probabilmente, è esattamente quello che vedete in queste immagini. Un passaggio da quello che è la parte superiore a quello che è la parte inferiore, cioè nuove costruzioni, nuovo consumo di suolo anche all'interno delle aree urbane. Questi sono i dati dell'ultimo anno del monitoraggio, quindi per adesso sono riferiti al 2023, stiamo completando adesso i dati 2024 che presenteremo subito dopo la pausa estiva. Ma i dati sono significativi, migliaia di ettari in questi ambiti particolarmente importanti. Non va più avanti, chiedo un supporto, probabilmente avendo spostato l'immagine non prende più l'ok della slide. Ok, perfetto. Quindi non a caso l'articolo 8 del regolamento sul ripristino della natura pone l'accento proprio su questi ambiti, sugli ecosistemi urbani, facendo alcune considerazioni molto semplici ma molto significative e molto impattanti dal mio punto di vista anche dell'efficacia possibile, potenziale di questo regolamento, perché per la prima volta non fa grandi giri di parole, non dice dovremmo rigenerare le nostre città, no, individua degli indicatori molto semplici, oggettivi, facilmente misurabili e li mette al centro del regolamento, definendo poi dei target per questi indicatori. E gli indicatori sono quelli che venivano citati prima: nessuna perdita netta delle aree verdi urbane, ma con aree verdi non si intende il parchetto, l'area verde attrezzato, si intendono tutte quelle superfici naturali con vegetazione presenti all'interno della città, degli ecosistemi urbani.
Visti come? Visti da satellite, quindi non siamo lì a dire no, il piano regolatore, la norma, interpretiamo, no, quello che vede l'occhio del satellite, che è ormai sappiamo bene, lo usiamo noi ampiamente, molto risoluzioni sempre maggiori, molto risoluzioni sia spaziali che temporali, quindi la capacità di osservare il territorio molto efficace. Ebbene, questa superficie tra il 2024 e il 2030 non potrà scendere, non potrà ridursi, così come la superficie della copertura arborea, quindi la chioma degli alberi, misurata facilmente attraverso questi dati satellitari, non potrà essere ridotta tra il 2024 e il 2030. Ora capiamo bene che già è passato un anno, quindi quello che noi abbiamo fatto in questo anno, che erano quei numeri che facevo vedere nella slide precedente, di fatto siamo già, come dire, con l'obbligo di ripristinarli in qualche modo, sempre all'interno di quell'ecosistema urbano, perché il bilancio dovrà essere nullo al 2030. Poi dal 2031 in avanti dovremo addirittura aumentarlo, quindi non dovremo consumare nuovo suolo, ma dovremo iniziare a levare roba dalle nostre città. E dove si applica questo regolamento? Qui si apre un po' un dibattito anche in corso a livello europeo. Il regolamento è molto definito, è un regolamento votato, approvato, non si cambia più. Ora ci sono diverse opzioni, comunque a seconda delle opzioni che nel piano nazionale di ripristino il governo dovrà adottare, questo regolamento per quanto riguarda gli ecosistemi urbani si applicherà in un range tra 1.600 e 3.000 comuni, quindi tanti comuni e soprattutto tutti i principali comuni e non solo. Sono quelli che vedete nella carta come colorati con i colori rossi e gialli, rossi e bordeaux e gialli, quindi sono tanti comuni e soprattutto sono i comuni dove si concentrano gran parte delle trasformazioni, dove sta avvenendo questo mentre noi parliamo, dove quindi il suolo viene distrutto, cancellato, cementificato, impermeabilizzato. Nell'ultimo anno, nel 2023, quindi adesso sarà importante vedere cosa succede dal 2024 in avanti, in questi comuni noi abbiamo registrato 5.000 ettari di consumo di suolo, che sarebbe il 70% del totale. Potenzialmente questi 5.000 ettari dovranno, questi sono del 2023, quindi se dovessero essere confermati nel 2024, piccolo spoiler, saranno confermati, bene, tutti questi ettari dovremmo recuperarli, ripristinarli. Quindi uno sforzo enorme che presuppone, e qui entra anche il ruolo dell'ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, uno sforzo grande anche di monitoraggio continuo di queste trasformazioni, che avviene attraverso, per l'appunto come accennavo prima, queste immagini satellitari, come quelle che vedete in questa immagine, e attraverso un sistema di classificazione di queste trasformazioni. Altro elemento importante a proposito di interpretazioni di norme, noi sono più di 10 anni che assicuriamo questo monitoraggio del consumo di suolo in Italia, lo facciamo avendo adottato delle definizioni chiare, quando c'è un qualcosa che prima era verde e adesso è cemento, per noi è consumo di suolo. E penso che, insomma, come dire, se chiedessimo a qualsiasi persona al mercato ci direbbe, sì, spiegando che cos'è il concetto di consumo di suolo, che magari non è proprio a conoscenza di tutti, però prenderebbe atto che se prima c'era un prato verde, un bosco, degli alberi e adesso c'è un capannone, un fabbricato, è consumo di suolo. Non esiste nessuna delle 21 leggi, norme delle regioni e province autonome che cita l'obiettivo europeo di azzeramento del consumo di suolo, la rigenerazione, che utilizza questa definizione. Nessuna, neanche una. Tutte l'area urbanizzata con l'eccezione di questo, però derogando qua e poi comunque escludendo le zone di completamento e tutte quelle di espansione. Insomma, veramente c'è un campionario infinito. Ma oggi, oltre al regolamento, abbiamo quasi in arrivo, perché è stata approvata recentemente, andrà in votazione in Parlamento a breve, la nuova direttiva sul monitoraggio del suolo, che è una cosa molto più ridotta rispetto agli obiettivi iniziali della Commissione, quindi che con la strategia europea per il suolo voleva in qualche modo arrivare a una direttiva che tutelasse in maniera efficace il suolo. Adesso, insomma, come dire, è stato partorito un topolino, però questo topolino deve assicurare il monitoraggio del suolo e soprattutto definisce in maniera chiara che cos'è il consumo di suolo,
che è quello che vedete qua, che è quello che noi usiamo da anni per il monitoraggio e che è quello che nessuna delle norme regionali usa. Ora quindi è una direttiva, non è un regolamento, quindi dovrà essere recepito, ma io mi aspetto che tutte le regioni, a proposito di quello che diceva prima l'onorevole Santillo, dovranno rivedere le proprie interpretazioni, le proprie norme per adeguarle a questa semplice definizione. E questo stravolgerà completamente l'approccio. Che cosa dice il nostro monitoraggio? Dice che comunque questo consumo di suolo a livello nazionale, lo vedevamo prima, continua ad aumentare, stiamo parlando di 2,3 metri quadrati al secondo, quindi mentre noi stiamo parlando qui da una mezz'oretta abbondante, fate conto di quanti secondi sono passati, di quanti metri quadrati di cemento, di nuovi cantieri, di nuove costruzioni sono state realizzate. 21.578 km quadrati oggi sono direttamente coperti da cemento, asfalto, altri materiali artificiali in Italia. Una percentuale che è quasi il doppio della media europea. Tra l'altro l'Italia poi, come ancora una volta si richiamava nell'intervento precedente, ha un territorio fragile, no? Quindi è soggetto a con diverse aree in zone a pericolosità idraulica, in zone a pericolosità da frana, quindi è un fenomeno particolarmente significativo proprio anche per la fragilità del nostro territorio, e il ripristino nel nostro paese è assolutamente limitato, stiamo parlando di 8 km quadrati contro i 72,5 del nuovo consumo. Quindi quando dicevo che la bilancia pende nettamente da una parte, i dati lo dimostrano molto chiaramente. Tra l'altro questi 8 km quadrati in realtà non è che sono vere e proprie azioni di ripristino, sono per la gran parte, per la quasi totalità, ripristini di aree di cantiere che erano temporaneamente utilizzate magari per qualche anno, e poi a fine cantiere, gran parte di quel cantiere in realtà poi si trasforma in qualcosa di permanente, una parte viene ripristinato e quindi noi misuriamo, monitoriamo anche quello. Ci sono dei ripristini in ambito urbano anche tipo questo, qui vedete un esempio a Padova, un parcheggio ripristinato a verde pubblico. Questi sono ovviamente interventi significativi, importanti, anche simbolici, però dal punto di vista ecologico sono una netta perdita per il nostro ecosistema, perché se noi usiamo questo per bilanciare una perdita di un ecosistema naturale, questa bilancia ancora una volta non si bilancia. Perché? Perché lì la naturalità di quel parco urbano è molto limitata. Tra l'altro in questo caso questa era un'area contaminata, quindi sotto quel pratino c'è in realtà una lastra di cemento che ha sigillato tutta l'area contaminata al di sotto, cosa che si fa molte volte in questi casi per arginare la contaminazione. Quindi sicuramente è meglio un pratino all'inglese su una lastra di cemento rispetto a un parcheggio in un centro urbano, però non è che così abbiamo risolto i problemi della funzionalità ecologica delle nostre città. Quindi attenzione anche quando dobbiamo valutare interventi, che ci sono insomma situazioni che non possono essere equiparate. E quando dicevo che il nostro territorio è un territorio fragile, dicevo anche questo, che come vedete l'Italia qui insomma, si distribuisce, il consumo di suolo sono le aree più rosse di questa mappa, no? Quindi si concentrano nelle zone di pianura, nelle principali aree urbane, in quelle 1.600-3.000 comuni di cui parlavamo prima, in alcune regioni in particolare, no? Veneto, Lombardia, tra le altre. Nelle città metropolitane noi abbiamo città come ad esempio Milano, Torino, ancora una volta per citare cose appena dette, dove il consumo di suolo è stato storicamente ed è ancora oggi a livelli importantissimi, più della metà, anche più del 60% di superfici direttamente artificializzate, il che vuol dire che di fatto il territorio è tutto saturo, perché sappiamo che l'impatto del cemento, diciamo così, non è che si ferma al muro del fabbricato, ma insomma ovviamente va ben al di là. E tutto questo avviene, tra l'altro, continua ad avvenire nel nostro paese anche in area a pericolosità, quindi aumentando quell'esposizione al rischio di cui si parlava prima, perché se noi continuiamo a costruire edifici, fabbricati, infrastrutture in aree allagabili, quando poi quelle aree allagabili, che sono chiamate così perché probabilisticamente, statisticamente ci sarà un allagamento con un certo tempo di ritorno che tra l'altro sappiamo tenderà sempre più a ridursi e quindi ad aumentare la frequenza di questi eventi, ebbene insomma
ci aspettiamo che quelle cose che noi abbiamo messo in quelle aree allagabili finiscano sott'acqua. E quindi stiamo aumentando quell'esposizione a rischio proprio delle nostre città. Questa carta, che poi vedrete appunto quando presenteremo tra pochi giorni il nuovo rapporto sul dissesto, rappresenta le aree a pericolosità idraulica. Qui, se noi sovrapponiamo con quegli ecosistemi urbani di cui parlavamo, vediamo che molte delle nostre aree urbane sono proprio in corrispondenza di queste aree allagabili. E c'è un ulteriore elemento, quindi non è soltanto l'esposizione che aumenta, ma in realtà aumenta anche la pericolosità, come si diceva prima. Perché? Perché nelle nostre città impermeabilizzare il suolo vuol dire che l'acqua che cade al suolo quando piove, in caso di eventi meteorici particolarmente intensi, la cosa ancora più evidente, non viene più trattenuta dal suolo naturale, non si infiltra più, ma scorre in superficie e aumenta la pericolosità dei nostri territori, perché aumenta la portata, aumenta la velocità, aumenta la quantità di acqua che scorre è un po' come se noi, io cito sempre questa cosa, mettessimo una spugna sotto una goccia, un lavandino che perde acqua, quella spugna l'assorbe e la rilascia lentamente. Se mettiamo un foglio di plastica allaghiamo la cucina. È quello che avviene esattamente nelle nostre città. Noi abbiamo messo non dei fogli di plastica, dei fogli di cemento, chiamiamoli così, e quindi ancora una volta peggioriamo la situazione. In più questi fogli di cemento non sono solo impermeabili, ma sono anche come degli enormi termosifoni, perché sappiamo bene che questo asfalto, questo cemento hanno una bassissima albedo, scusate, e quindi assorbono calore durante il giorno, durante l'estate, quando c'è il sole, e questo calore non fa che riscaldare le nostre città giorno e notte, e quindi noi abbiamo diversi gradi di temperatura in più nelle nostre città rispetto alle aree invece con presenza di vegetazione, e questo ha un impatto sulla salute, sulla nostra qualità, sul nostro benessere, sulla funzionalità dei nostri ecosistemi, ma anche in termini economici, cosa che nelle nostre città, si diceva ancora una volta prima, abbiamo poi una continua perdita di popolazione e abbandoni delle nostre abitazioni, delle nostre aree soprattutto anche centrali, no? Che vengono abbandonate, vengono utilizzate per altri scopi, quindi in molti casi anche di recente costruzione, abbandonati al degrado, all'abbandono. Abbiamo quasi il 30% di abitazioni non occupate, questa è una stima con dati Istat, come un censimento puntuale e preciso però di quello che è abbandonato, dismesso, non utilizzato, sia in termini residenziali ma anche in termini produttivi, di fatto non c'è nel nostro paese, quindi questo è fondamentale, sarebbe fondamentale averlo, perché questi sono ambiti o di riutilizzo, di riqualificazione o eventualmente di ripristino. Togliamo roba e partiamo da questo, partiamo anche da queste situazioni, aree enormi, parcheggi, piazzali, a volte utilizzati magari pochi giorni o alla settimana o pochi giorni l'anno addirittura. Ebbene, queste superfici sono delle superfici enormi che andrebbero invece assolutamente ridotte. Anche perché tutto questo è vero che ha un costo di intervento, ma ci farebbe risparmiare, queste sono stime sul territorio nazionale, tantissimo, molto di più di quello che è il costo per intervenire, perché il costo di una superficie impermeabilizzata in termini di perdita di servizi ecosistemici e quindi di quello che poi noi dobbiamo fare per sostituirlo, ad esempio nessuno si permette di produrre cibo su un parcheggio asfaltato, no? Sfido chiunque a farlo, anche il bosco verticale, non credo che qualcuno abbia mai raccolto un frutto da quei balconi. E quindi evidentemente i costi che noi paghiamo indirettamente quando consumiamo suolo sono elevati. Ma pensiamo alla riduzione per l'appunto delle temperature, pensiamo all'assorbimento dell'acqua, pensiamo al miglioramento della qualità dell'aria, pensiamo a tanti servizi ecosistemici che un solo naturale ci dà gratuitamente, che quando non abbiamo noi dobbiamo sostituire. Queste sostituzioni ci costano miliardi di euro ogni anno. E quindi questi miliardi di euro perché non li utilizziamo per ripristinare la natura?
Questo sarebbe, secondo me, dell'auspicio tra l'altro anche del regolamento. Gli scenari che noi abbiamo provato a costruire in realtà non sono così positivi nonostante il regolamento, però insomma speriamo che possano essere smentiti con interventi più efficaci e, come dire, invertire questa rotta che oggi sembra, come dire, irreversibile, di aumento invece delle superfici artificiali. Maggiori dettagli sono sul nostro report annuale, questa è l'edizione 24, come dicevo nell'autunno presenteremo l'edizione 2025 con i nuovi dati aggiornati. Tutti i dati sono comunque sempre disponibili in formato aperto, liberamente scaricabili sul nostro sito. Io chiudo soltanto citando una frase che tra l'altro è paradossalmente molto simile a quella che diceva l'onorevole Santillo prima, cioè quando parlava di deserti di cemento, e qui questa frase ci ricorda che terreni e suoli sono risorse fragili e limitate, soggette alla pressione di una sempre crescente ricerca di spazio. L'espansione urbana e l'impermeabilizzazione del suolo consumano la natura e trasformano preziosi ecosistemi in deserti di cemento. Questa è una frase che è contenuta all'interno della strategia della Commissione europea del 2021. Parlare di deserti di cemento non è una cosa che, come dire, è molto neutra, direi, no? Quindi dà un'idea molto chiara di quello che dobbiamo fare e delle scelte che dobbiamo fare. Vado a chiudere con quest'ultima citazione che però mi corre l'obbligo fare, perché dobbiamo fare una scelta. Vogliamo continuare a considerare il suolo nazionale come una terra di conquista da parte di forze che nulla hanno a che fare con l'interesse generale, o ci decidiamo di adottare tutti quegli strumenti che la cultura e le scienze moderne possono metterci a disposizione per un assetto migliore del nostro territorio? Io faccio mia questa domanda, ma questa era una domanda che faceva Antonio Cederna un po' di anni fa, parecchi anni fa, e che probabilmente non abbiamo colto, o quantomeno se la scelta l'abbiamo fatta, forse non era proprio quella auspicata dal grande Antonio Cederna. Grazie. Grazie mille, dottor Monafò, è sempre molto piacevole e interessante ascoltarla. Le chiedo tra l'altro se riesce a farmi avere le sue slides, che sono un punto di riferimento. Avrei un paio di domande semplicemente. Nella fase articolo 14, se non ricordo male, del regolamento, quindi il monitoraggio. Se non vado errato, questo monitoraggio deve essere uniformato su scala del territorio europeo. E quindi anche l'individuazione di città, piccole città e come le chiama l'altro, i sobborghi, devono seguire determinati criteri, quindi anche l'Italia deve pianificare come individuare l'attenzione in città, piccole città e sobborghi, e come procedere poi con il monitoraggio che è previsto ogni 6 anni, se non ricordo male. Quindi rispetto alla classificazione che viene utilizzata adesso, che non so, città metropolitane, cioè deve essere modificata questa, visto che tampinerò il ministro su questo, vorrei capire bene cosa c'è nello stato dell'arte rispetto a questo tipo di classificazione e di processo di monitoraggio. Sì, questo è un elemento fondamentale. Il regolamento prevede che questa classificazione per l'appunto venga fatta su una base omogenea e quindi debbano essere individuati questi comuni. Possono essere in realtà individuati comuni o parti di comuni, però queste parti di comuni non penso che sarà possibile seguire questa opzione, perché la mappatura, vado su alcuni elementi tecnici, la mappatura di queste parti di comuni deve essere fatta su base Eurostat, che ha una risoluzione di 1 chilometro per 1 chilometro. Ora, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i dati e con la pianificazione territoriale sa che è impossibile fare un piano con una risoluzione di 1 chilometro quadrato. Insomma, sarebbe come dire sparare con cercare un ago in un pagliaio. Ecco, evitiamo di parlare di armi, perché sempre in questo periodo meglio evitarlo. E quindi evidentemente la mappatura, la delimitazione sarà fatta su base di limiti amministrativi, che è la seconda opzione che il regolamento prevede, quindi da questa doppia opzione, o l'intero comune o una parte del comune sulla base di questa però mappatura a bassissima risoluzione. E quindi la scelta sarà inevitabilmente sui limiti amministrativi,
quali comuni saranno presi. Quindi la classificazione sarà fatta proprio su questa base, città, piccole città, sobborghi e opzionalmente le aree periurbane, i comuni periurbani. Da questa classificazione, per adesso fatta su dati 2021 che citavo prima, noi avremo, quindi dovrà essere poi aggiornata su dati 2024 in fase di elaborazione, avremo quindi tra i 1.600 e i 3.000 comuni che rientrano all'interno di questo range. Dipende dal fatto se useremo o no, cioè se intenderemo utilizzare e applicare il regolamento anche alle aree periurbane. Però al minimo avremo 1.600 comuni che dovranno rispettare questo piano per quanto riguarda gli ecosistemi urbani e saranno quindi classificati secondo questa classificazione europea. Questi 1.600 comuni sono tutti i comuni che noi conosciamo fondamentalmente. Cioè, pensiamo a un comune noto, quelli che rimangono fuori sono i comuni minori, le aree interne dove comunque sicuramente il problema è meno evidente. Se riuscissimo, sarebbe auspicabile dal mio personale punto di vista, ad applicarlo a tutti i 3.000 comuni, quindi anche periurbani dove effettivamente si manifesta spesso un impatto importante del comune centrale rispetto alle aree limitrofe, arriveremmo a questi 3.000 circa comuni e quindi a coprire circa il 70% che citavo prima del consumo di suolo, quindi avremo sicuramente un'efficacia importante di questo regolamento. La ringrazio. Un'altra domanda in relazione alla definizione di consumo di suolo. Io più che consumo di suolo tendo a parlare di solito di impermeabilizzazione di suolo, perché è equivoca la frase, l'espressione consumo di suolo, perché spesso si fa riferimento al consumo di suolo sulla carta, nel senso che noi abbiamo i piani regolatori delle città dove aree attualmente verdi vengono classificate come edificabili e quindi viene classificato come suolo già consumato, mentre nella realtà quello è suolo vergine. Allora, quello di cui parlava lei, dell'ispezione satellitare, quindi tralascia completamente i piani regolatori, ci può essere scritto quello che si vuole e non valgono più nulla? Sarebbe fantastico. Dal punto di vista del monitoraggio sì, quindi dal punto di vista del monitoraggio e dei dati che ad esempio ho illustrato, per noi se il piano regolatore prevede comunque qualche cosa, ma attualmente quell'area è verde, per noi è verde. Cioè, io quello che leggo dal satellite è quello che è. E questa nuova direttiva europea, che dovrebbe per l'appunto essere approvata entro l'autunno, confermerà questo punto di vista e quindi metterà in discussione tutte quelle interpretazioni sbagliate dal nostro punto di vista di consumo di suolo, che invece vedono ad esempio se c'è già un'edificabilità prevista in qualche strumento urbanistico, eccetera, e quindi non ritengono che una trasformazione di quell'area sia consumo di suolo. Non sarà più così per legge europea che dovrà essere recepita e quindi questo risolverà questa questione. Questa stessa proposta di direttiva si chiarisce che il consumo di suolo è fatto di due componenti, l'impermeabilizzazione del suolo e l'artificializzazione, che viene chiamata rimozione del suolo, che viene ad esempio nelle aree di cantiere dove ancora non c'è un'impermeabilizzazione, nelle aree estrattive dove magari c'è uno scavo ma non una impermeabilizzazione. E questo ci permette di coprire entrambe le casistiche. Tra l'altro, un piccolo aneddoto, durante la discussione nel gruppo di lavoro europeo, il termine rimozione del suolo era stato inizialmente, non era stato proposto questo termine, ma era stato proposto il termine distruzione del suolo, che secondo me era molto efficace, però è stato criticato perché aveva un punto di vista negativo sul fenomeno, cosa che per me e oggettivamente lo è, però insomma è stato preferito sostituirlo con questo termine rimozione del suolo, che però comunque mantiene la sua efficacia dal punto di vista esatto. L'ha detto lei, non l'ho detto io. La ringrazio ancora. Allora, stavo guardando l'orologio e abbiamo veramente poco tempo. Allora, abbiamo no, ma per carità, un apporto preziosissimo, grazie. Abbiamo in collegamento l'architetto Cattaneo, poi abbiamo il professor Berdini e abbiamo l'assessore Goppa. Quindi io darei la priorità. Berdini non c'è ancora? Ok, allora sentiamo l'architetto Cattaneo, se è in collegamento. Buongiorno architetto Matteo Cattaneo, tra l'altro
antica conoscenza, architetto attivo sul territorio di Milano che da sempre segue tutte le problematiche relative al consumo, impermeabilizzazione di suolo, rigenerazione urbana, abusi, eccetera. E quindi volentieri cedo la parola e ti invito cortesemente a non eccedere i tempi. Grazie. Siamo da Campo Spartano, sono una porta nuova a Milano sotto il bosco verticale, posso farvi vedere anche tutta l'area circostante e ho apprezzato moltissimo quello che ha detto il dottor Monaco. Mi tolto anche parecchi argomenti, ma io voglio lasciarvi solo con una notazione, perché è vero, il terreno non solo consumato, ma il valore ecosistemico di questo che peraltro è importantissimo ai residenti e agli ospiti della città che ci stazionano e ci passano delle ore di frescura. Ma in effetti il valore ecosistemico di questo tipo di sistemazioni a verde è pressoché nullo. Qui abbiamo dei terreni che hanno una profondità molto ridotta, sotto ci sono dei parcheggi, una reazione dei parcheggi sottostanti e in un metro di terra si può fare ben poco. Ci sono delle zone alberate dove la profondità è maggiore per consentire le piantazioni più importanti, però secondo me una annotazione che volevo fare è specialmente riguardo all'articolo 8 del regolamento, punto 2. Matteo, scusa, se stai fermo, se no ci gira la testa, grazie. Ah, sì, scusate, perché sono in un postino a sedere, quindi mi spostavo. Dicevo, riguardo al regolamento, l'articolo 8.2, cioè future implementazioni in edifici in aree dense per recuperare terreno, per recuperare verde, la questione è complicata, perché tutto questo verde artificiale che viene comunque posto in contesti dove già l'inquinamento l'ha fatta da padrone, dove è molto difficile, perlomeno nella mia città, a Milano, è difficile trovare dei pezzi di terreni che siano vergini nel senso stretto. In più, anche trovarli con operazioni di recupero, io non sono uno scienziato, gli scienziati insegnano che una volta rimossi i primi 30 centimetri di terreno, comunque sono per ridare una naturalità, una produzione di valore di sistemi di questi terreni che vogliono migliaia di anni. Riguardo al consumo di suolo, volevo aggiungere anche un'altra ipotesi, a proposito di cantieri. Questo cantiere che è enorme, che ha portato la nascita di decine di grandissimi palazzi, c'è stato un movimento terra. Considerate che solo quando la terra viene scavata e viene parcheggiata su un altro terreno, anche se quel terreno a fianco è vergine, le sue caratteristiche vengono completamente azzerate, e cioè del terreno parlate di rimane lì per mesi e quindi il suolo non è solo nelle aree di sedime delle edificazioni, ma anche nelle aree limitrofe. Questo capita con tutti i cantieri. Ma tornando al discorso dell'articolo 8, dopo il 2030 il fatto di poter recuperare del verde urbano, secondo me, dovrebbe essere legato a un aggiornamento di tutta la legislazione che preveda una differenziazione e una casistica di vari tipi di intervento, perché non è paragonabile il recupero di 100 metri quadri di verde di tanto edificio dopo una ristrutturazione al consumo di 100 metri di terreno verde. E questo non solo parlando di una categorizzazione sulle caratteristiche del terreno, ma anche applicando dei concetti di economia ambientale al valore di questo terreno. A Milano abbiamo il problema che non possiamo raggiungere i 15 metri quadri per abitante. Il problema ulteriore è che i 15 metri quadri di verde per abitante a volte non sono di prossimità, ma sono lontani. Quindi significa che il verde di prossimità, visto che il verde non solo è un servizio, ma è anche un diritto, il poco verde che c'è ha più valore di un verde di cintura, di un verde posizionato esternamente. E visto che il valore di un'ape è nulla, ma se fosse il valore di un
maggiori, andrebbero adeguati dei coefficienti di valore delle aree nel caso delle compensazioni, ad esempio, quando si scambierà comunque un diritto a costruire con una compensazione ambientale da realizzare in un'altra situazione. Con questo io finirei, con questo mi chiudo. Ho dato un'occhiata all'allegato 1, quello è, però sulle legislazioni nazionali dovranno comportarsi di conseguenza e aggiornarsi. Vi saluto, vi ringrazio, complimenti ancora da Torino. Grazie mille architetto Cattano, grazie anche per la ripresa dal bosco verticale, così abbiamo tutti ben chiaro negli occhi le immagini di quel che sembra e il racconto della verità di quello che è. Confido di poter contare ancora sulla sua partecipazione a eventi futuri, la ringrazio e buon lavoro. A questo punto darei la parola al dottor Lorenzo Goppa, che è nostro assessore del Movimento 5 Stelle nel comune di Pavia e che sta seguendo appunto in quanto assessore all'ambiente problematiche limitrofe, confinanti e pertinenti rispetto all'oggetto della trattazione di questo convegno. Prego, dottor Goppa. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio intanto la senatrice Sironi e tutti gli illustri ospiti che sono intervenuti prima di me, perché prima ancora che come assessore, come dottore di ricerca in scienze dell'ambiente e della terra, penso che sia un messaggio molto importante portare questi temi, questi contenuti scientifici qui in quest'aula, ed è bene che si inizi a parlare e realmente ad ascoltare la scienza, cosa che purtroppo si sta facendo poco. Io oggi vi vorrei portare un po' al punto di vista dei comuni, lo diceva prima anche l'eurodeputato Pedullà, alla fine poi gli attori principali che devono riuscire a interpretare, a mettere a terra tutte queste idee, tutti questi contenuti sono i comuni, lo devono fare tra mille sfide, tra quelle che sono le difficoltà di reperimento dei fondi, anche un'opposizione politica che a volte sfocia nel negazionismo, però è bene che ci sia questa sensibilità e questa conoscenza. Vi racconto un po' che cosa stiamo facendo a Pavia per cercare di declinare poi sul territorio quelli che sono i contenuti della Restoration Law. Intanto abbiamo cercato di dare una nuova interpretazione, un'interpretazione che vada realmente verso il consumo di suolo zero, a quello che è lo strumento fondamentale per un comune, che è il piano di governo del territorio, quindi il PGT. Abbiamo cercato di non limitarci al consumo suolo zero, ma di improntare un PGT sulla permeabilità dei suoli verso il 100%. Quindi abbiamo fatto nostra la definizione di ISPRA, che lo possiamo dire supera quella di Regione Lombardia, la rende ancora più stringente, e abbiamo poi inserito una serie di criteri, come ad esempio delle prescrizioni compensative per tutte quelle trasformazioni che si rendono necessarie, quindi piantumazioni compensative, e ancora dei vincoli paesaggistici alla speculazione fotovoltaica e agrivoltaica, che purtroppo sta interessando molti ettari dei suoli, soprattutto in pianura padana, e abbiamo inserito anche le cosiddette piantumazioni pre-verdissement, quindi prima piantumo e poi eventualmente realizzo l'opera, in modo che nel momento in cui l'opera è già costruita si possa beneficiare di tutti quelli che sono appunto i benefici del verde urbano e delle alberature, perché ce lo dobbiamo dire, quello a cui tipicamente assistiamo sono delle compensazioni ridicole di alberi di pochi metri che poi non vengono neanche manutenuti e di lì a pochi anni seccano, e quindi di fatto la compensazione non c'è stata. In particolare poi abbiamo voluto implementare anche quella che è l'analisi dei suoli, nel senso che prima si partiva soltanto da una valutazione del valore agricolo dei suoli, che di fatto ometteva una serie di fattori che sono altrettanto importanti e che noi abbiamo voluto, attraverso una consulenza ad hoc, integrare per rendere la valutazione dei suoli più, come dire, olistica e onnicomprensiva. In particolare abbiamo inserito ad esempio gli elementi di regolazione per il clima, gli elementi di valore paesaggistico, o ancora tutti quegli elementi che migliorano la qualità dell'aria e delle acque, per far sì che si possano fare delle valutazioni che poi sono anche politiche, sempre però partendo da una base scientifica che sia il più completa possibile.
Accanto poi a questo lavoro, che è un lavoro diciamo di indirizzo, che è proprio quello relativo al PGT, abbiamo sviluppato una serie di progetti per mettere a terra i principi della Restoration Law. In particolare Pavia, che un tempo si chiamava Ticinum, in virtù proprio del fiume che la attraversa, il fiume Ticino, è una città che si è sviluppata a partire da un corso d'acqua. Conosciamo tutti i problemi dei corsi d'acqua, quindi l'eccessiva antropizzazione e anche un po' una cultura del fiume che sta andando a perdersi. Quindi grazie anche a Regione Lombardia abbiamo ottenuto anche la giunta precedente questi fondi e stiamo realizzando una serie di azioni materiali e immateriali per restituire naturalità al corso d'acqua. In particolare vi descrivo brevemente 2 azioni. Questa è la prima azione, che si intitola La porta nel parco. Sostanzialmente il progetto prevede la riqualificazione e la valorizzazione ambientale di un'area che è comunale, che oggi è priva di piantumazioni e non è frequentata dai cittadini. Particolarmente interessante è il progetto relativo a un'area umida. So che la senatrice Sironi ha lavorato molto sulle aree umide e sull'importanza di questi ecosistemi di transizione per il ritrovamento della biodiversità, e quindi stiamo cercando anche in un contesto urbano di inserire un'area umida. Discorso affine quello per la riqualificazione delle serre comunali. Potete vedere il prima e il dopo che ci aspettiamo. Anche qui un'area totalmente abbandonata, dove, lo diceva prima il deputato Santillo, vorremmo riproporre proprio quelle esperienze didattiche di orti urbani, di orti didattici all'interno di serre, quindi coinvolgendo le scuole e la cittadinanza. Un progetto altrettanto recente che abbiamo realizzato insieme con l'università è il progetto Strade Verdi. Sostanzialmente vogliamo rigenerare un intero quartiere di Pavia attraverso l'introduzione delle nature-based solution e soprattutto delle sustainable urban drainage system, che poi vi illustrerò brevemente. Il progetto mira quindi a valorizzare reti ambientali in parte esistenti, ma a introdurre anche nuove piantumazioni, biodiversità, superfici permeabili, strade giardino, piazze e oasi e anche i cosiddetti ecoparcheggi. Qui vi mostro alcuni degli interventi. Qui vedete una piazza che ad oggi è sostanzialmente solo costituita da parcheggi, che vogliamo rendere un bacino di ritenzione verde. Le aree di bioritenzione sono appunto leggere depressioni del suolo che vengono ricoperte a verde e che hanno la finalità di raccogliere, trattare e depurare attraverso le radici delle piante le acque meteoriche che altrimenti sarebbero gestite in modo sostanzialmente scorretto. Il secondo intervento che ci ripromettiamo di fare sono i bioswale, quindi di nuovo un metodo di gestione delle acque meteoriche sicuramente più sostenibile, quindi funzionano anche in questo caso rallentando il deflusso dell'acqua e permettendo la sedimentazione dei detriti. Anche in questo caso l'introduzione di elementi verdi, quindi di piante che sono adatte a queste situazioni, favorisce l'incremento della biodiversità urbana. Ultimo intervento, il rain garden, giardini pensati di nuovo per raccogliere e filtrare l'acqua piovana, sempre attraverso le lunghe radici delle piante che assorbono l'acqua. Anche in questo caso si è verificato, lo dicono gli studi scientifici, l'abbassamento delle temperature, un miglioramento della qualità dell'aria e un incremento della biodiversità. Non ultimo, altri interventi di depavimentazione e di implementazione del verde laddove ad oggi c'è di fatto soltanto dell'asfalto. È chiaro che sono interventi che si accostano al consumo di suolo zero, alla permeabilità 100%, sono interventi iniziali perché tutta la pedofauna e diciamo i microorganismi che compongono il suolo avranno bisogno di molti anni, però crediamo che questo sia un po' un punto di partenza da cui poi realizzare altri interventi. Questo è un altro intervento che abbiamo presentato recentemente. Qua siamo nel cuore della città, quindi sul fiume Ticino, lì c'è il Ponte Coperto che è la cartolina di Pavia. Ad oggi è un parcheggio che d'estate diventa caldissimo perché c'è solo asfalto, e qui potete vedere la visione dall'alto di quello che è e di quello che diventerà. Quindi creeremo un attraversamento verde e diciamo diverse aree verdi, restituendo di fatto ai cittadini quello che ad oggi è un parcheggio. Quello che mi interessa però anche restituire è che nella Nature Restoration Law c'è anche un passaggio molto importante su quello che è il contenimento delle specie invasive. È un problema annoso che riguarda anche e soprattutto da vicino i comuni. Ad esempio noi a Pavia abbiamo 3 polmoni verdi, Bosco Negri, Bosco Grande e il Parco della Vernavola, che di fatto stanno vivendo una situazione di azzeramento della biodiversità, perché i robini e alianti stanno di fatto poi spopolando e riducendo le altre specie. Quindi
Anche in questo caso abbiamo programmato degli interventi di ripristino, quindi attraverso un piano di assestamento forestale e attraverso degli interventi ad hoc, in modo da favorire il contenimento delle specie invasive da una parte e il ripristino di quelle che sono le specie autoctone all'interno di questi polmoni verdi. È chiaro che poi è fondamentale per un comune puntare su quelle che sono le infrastrutture verdi. Uso la parola infrastrutture perché secondo me dobbiamo smetterla di interpretare il verde, gli alberi come dei meri elementi decorativi, quanto piuttosto come delle infrastrutture che hanno bisogno di una forte manutenzione, di forti investimenti. Poi lo ricordiamo, gli alberi sono elementi vivi, quindi come tali possono ammalarsi, possono cadere, possono fare anche dei danni, quindi devono essere veramente controllati e inseriti nell'agenda politica in un posto prioritario. Qui vi mostro nelle prime 2 immagini le 400 piantumazioni che solo nell'autunno dell'anno scorso abbiamo fatto in diversi viali cittadini, di fatto restituendo ai cittadini anche zone d'ombra che prima non vi erano, e le ultime 2 immagini invece vi raccontano di un altro principio che abbiamo inserito, che è quello dei trapianti compensativi. Quindi quando è necessario, perché magari è malato o perché sono interventi non voluti da noi ma ereditati, è necessario abbattere degli alberi, allora li si compensa con un albero che abbia la stessa età, le stesse dimensioni e che faccia ombra allo stesso modo. È stato un intervento per noi molto oneroso, 30.000 euro 4 alberi, ma lo rivendico con orgoglio perché devo dire che queste aree sono ad oggi effettivamente, abbiamo abbattuto le isole di calore che erano lì presenti. Questa è un'altra cartolina di cui vado molto orgoglioso perché sono 3 rotonde cittadine che abbiamo a Pavia. È il famoso tema degli sfalci ridotti, i cui benefici sono ormai noti a tutti, quindi diminuzione dell'erosione del suolo, diminuzione della temperatura, aumento della biodiversità urbana e poi mi permetto di dire anche un ritrovato senso estetico che fa percepire un po' più di naturalità all'interno delle nostre città. Concludo, questa è l'ultima cosa che vi voglio raccontare, la Restoration Law passa anche per i piccoli dettagli, a Pavia e in tante altre città storiche abbiamo l'avifauna, in particolare rondini, rondoni e balestrucci che nidificano all'interno delle buche pontaie degli edifici storici, sono popolazioni a rischio, sono uccelli protetti, è bene che gli enti locali facciano qualcosa, abbiamo approvato una delibera per liberare queste buche pontaie e per far sì che non si possano più distruggere i nidi, ma anche il privato quando va a fare dei lavori di ristrutturazione abbia una tutela in più anche per queste specie. Concludo dicendo che se anche a livello europeo il governo italiano ha votato contro la Restoration Law, i comuni stanno dimostrando che c'è una sensibilità e che di certo non si fanno intimidire da un negazionismo e che sono molto più avanti perché ci tengono realmente alla transizione ecologica e alla Restoration Law. Grazie. Grazie Assessore Goppa, sono davvero orgogliosa di averla oggi qua al tavolo perché è importante che tutte le parole poi si declinino in fatti e lei lo sta facendo e io la ringrazio personalmente. Se posso fare un appunto, il vantaggio della permeabilizzazione del suolo è anche quello che non solo l'acqua viene assorbita, ma viene assorbita fino in profondità e va a ricaricare le falde acquifere profonde e ricarica i nostri serbatoi preziosissimi di acqua, perché diversamente finiremo col non averne più. Se continuiamo a far scivolare sull'asfalto l'acqua verso il mare, quella dolce che ci serve per ricaricare le falde non ce l'abbiamo. E l'altra osservazione sulla riduzione degli sfalci, bellissimo, adoro vedere queste aiuole un po' selvatiche con i fiorellini. Mi dicono che a Milano, per esempio, che anche da noi l'hanno fatto, sono scomparse le zanzare. E quindi è incredibile. Allora, chiedo alla regia, il professor Berdini non è riuscito a collegarsi. Allora, io attendevo in realtà ancora il dottor Diaco, che non vedo. In sala c'è qualcuno dell'associazione Noi Torpigna? Siete voi? Avete voglia di fare un intervento? Abbiamo qualche minuto, se volete. Prego. Si può parlare dal pulpito? Ok.
Sì, grazie. Si presenta, che non la conosco personalmente, grazie. Allora, salve a tutti, buonasera, io sono Maria Luigia Menditto, sono la vicepresidente dell'associazione Noi Torpigna e vi ringrazio, insomma, per averci invitato. Allora, Noi Torpigna è una piccola associazione di quartiere. Siamo sul territorio, il nome lo dice, di Torpigna a Tara, quartiere multietnico, e siamo nati alla fine del 2021, durante il periodo dell'emergenza dei rifiuti a Roma. Un gruppo di amici sceso in strada per ripulire le nostre strade, e la cosa poi è diventata sistematica, per cui abbiamo cominciato a scendere ogni settimana in strada per pulire le strade, armati di guanti, scope, palette, sacchi. E non facciamo però solamente questo. Allora, piano piano siamo entrati in contatto con altre associazioni del quartiere. L'idea è quella di creare una rete tra le associazioni del nostro quartiere per diffondere le buone pratiche, in modo tale che il rispetto per l'ambiente diventi qualche cosa di innato in quelle che sono, diciamo, le persone che vivono su quel territorio, e non solo. E il problema del nostro quartiere è quello che, essendo appunto presenti più comunità straniere, c'è un problema di lingua anche per recepire quelle che sono le regole, le direttive, e quindi il nostro intento è proprio quello di farci da tramite con le varie, diciamo, comunità presenti sul territorio. Abbiamo una serie di esponenti stranieri che fanno parte della nostra associazione, con la quale collaboriamo, organizziamo sistematicamente degli eventi, proprio innanzitutto per favorire l'integrazione e diffondere appunto quello che è il rispetto per le regole del vivere. E, oltretutto, noi siamo insegnanti, tanti di noi sono insegnanti, e quindi l'obiettivo è quello di far passare queste buone pratiche per le nuove generazioni. Intanto abbiamo adottato l'aiuola di Piazza della Maranella, che è proprio il centro, se vogliamo, di Torpigna a Tara, e quindi da che era una zona deserta del quartiere l'abbiamo riqualificata mettendo delle piante, e ogni settimana scendiamo per ripulirla, perché purtroppo, diciamolo, ci sono presenti sul territorio delle aree verdi, ma la mancanza di rispetto è veramente, diciamo, imponente. E quindi quello che vogliamo fare noi è dare il buon esempio per sensibilizzare tutti, e soprattutto poi le nuove generazioni. Infatti abbiamo coinvolto gli studenti innanzitutto nella riqualificazione dell'aiuola. Abbiamo ricevuto dalla Forestale, con la quale collaboriamo, 100 piante, e con il Municipio Quinto e con le scuole presenti sul territorio, in particolare con Lenzo Rossi, hanno progettato proprio i ragazzi, facendo attività di PCTO, quella è l'attività di alternanza scuola-lavoro presente nelle scuole, l'aiuola di Piazza della Maranella. Quindi poi sono stati coinvolti in questa attività. Questo è uno degli esempi di coinvolgimento nelle scuole. Nella nostra scuola, ad esempio, facciamo appunto delle attività di PCTO per la pulizia delle strade del quartiere, collaborando ad esempio con Retake, e quindi queste passeggiate in cui coinvolgiamo gli studenti in questo. Quindi l'intento è quello di creare cioè di diffondere le buone pratiche, coinvolgere i giovani in modo tale che questa diciamo, attenzione e il rispetto per l'ambiente sia qualcosa che poi nel futuro diventi proprio del cittadino. Ecco. Grazie per me. Grazie tantissimo, perché di nuovo è un intervento che ci parla dalla realtà, dalla vita vera, dalla vita vissuta, e l'impegno dei cittadini a fare rete, a fare informazione, ad abbassare le barriere linguistiche e culturali per raggiungere l'obiettivo di una società gradevole, vivibile per tutti e eccezionale. Quindi tanti complimenti, grazie. Grazie di nuovo. Grazie. Allora, forse c'era Italia Nostra? No. Berdini, nulla. Allora, io intanto colgo l'occasione per ringraziare i colleghi senatori che ho visto avvicendarsi sulle poltrone, il senatore Lorefice, che è stato presente dall'inizio alla fine, lo ringrazio. Poi aiutami, ho visto passare la senatrice Gisella Naturale, la senatrice Gabriele Di Girolamo, il Dolores Bevilacqua, Elisa Pirro, spero di non scordare nessuno, l'ho già detta. Spero di non aver dimenticato nessuno.
tiro un sospiro di sollievo perché ci temo tantissimo a questo convegno, perché tra l'altro la coincidenza ha voluto che si accavallasse con il tema della corruzione nel campo dell'urbanistica a Milano, che veramente casca a fagiolo oggi, manco farlo a caso, e quindi questo regolamento sul ripristino della natura secondo me è essenziale, insieme a quella che dovrà essere licenziata, la direttiva sul monitoraggio del consumo di suolo, che però, essendo una direttiva, ha modi e tempi un po' diversi, mentre qua stiamo parlando di un regolamento cogente e stringente, e io confido che lavorando tutti insieme, chi dall'aspetto tecnico-scientifico, chi dall'aspetto politico-pratico sul territorio, per quanto mi riguarda nelle istituzioni del Senato, gli attivisti e comunque i cittadini, convergiamo tutti verso il tentativo di migliorare le condizioni di vita della nostra Italia. Grazie a tutti.